Domenica 21 maggio. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. In apertura la cronaca. Terribile incidente frontale questa mattina a Turbigo, tragico il bilancio. Hanno perso la vita 2 giovani, il 18enne di Turbigo Alen D'Amico e la 24enne milanese Claudia Taormina. Il servizio di Stefano Vietta, con immagini dell'agenzia Publifoto. Un grave incidente è avvenuto stamattina alle 7:30 circa a Turbigo. Purtroppo ci sono ben 2 vittime e un ferito. Tutto nasce da uno scontro frontale tra 2 auto avvenuto in via Milano, all'altezza del Circo 18. Una 24enne e un 18enne sono morti nello scontro. Tra i feriti c'è anche un 24enne. Sul posto sono accorsi i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto, i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e l'elicottero del soccorso di Como. A quanto sembra, lo scontro è avvenuto tra una Renault Clio e una Peugeot. Sulla Clio viaggiava probabilmente il 18enne, mentre sull'altra macchina si trovavano i 2 24enni. Purtroppo lo scontro è stato fatale. È toccato ai vigili del fuoco estrarre i 2 corpi dalle lamiere contorte delle 2 automobili, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Spostiamoci ora ad Airago, dove un 42enne, incensurato e residente in zona, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Legnano e degli operatori sanitari era per terra dolorante in un parcheggio di un bar. Con lui c'era la compagna, una 41enne, rimasta fortunatamente illesa. L'uomo è stato trasportato dal 118 con ferite non gravi all'ospedale di Legnano da un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto è stato trovato un bossolo calibro 9x21. Indagano i carabinieri. Oggi ad Angera è stato rivolto l'ultimo saluto ad Angelo Rizzi, lo studente del liceo musicale Manzoni di Varese che è morto a soli 17 anni. Il servizio di Paolo Grosso. Commozione e musica questa mattina nel pomeriggio al funerale laico di Angelo Rizzi, lo studente di 17 anni del liceo musicale Manzoni morto all'improvviso domenica scorsa. La cerimonia si è svolta nel giardino della casa della famiglia del ragazzo, nella frazione Barzola di Angera, e sono stati tantissimi gli amici che hanno abbracciato i parenti e hanno risposto al richiamo di Angelo, che nella sua breve vita, è stato detto, aveva abbagliato con la sua luce tutti quelli che incontrava. Ragazzi, amate la vita, ha detto la mamma Gabriella. Anche oggi vorrei vedervi sorridere, vorrei vedervi mangiare con lo stesso godimento con cui mangiava Angelo. Vorrei vedere la vostra tristezza, che c'è di diritto, diventare gioia. Nel corso dell'ultimo saluto ha cantato il coro del liceo Manzoni di Varese, ha suonato l'insegnante di contrabbasso di Angelo, Mauro Quattrociocchi, e ci sono stati altri momenti musicali, ricordi e riflessioni. Nello stesso giardino è stato anche piantato un salice piangente. Angelo, che non era credente, non avrà una tomba e a ricordarlo sarà quest'albero. Il Giro d'Italia ha fatto registrare ieri a Cassano Magnago un exploit di partecipazione. In 74.000 hanno seguito l'arrivo della tappa in città. I numeri del primo bilancio. Il servizio curato da Luca Spriano, immagini dell'agenzia Blitz. Lo sport, la passione e la voglia di esserci sono stati più forti del maltempo. L'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Cassano Magnago ha fatto registrare numeri di presenze significativi. Li ha resi noti l'ex sindaco della città, nonché responsabile dell'organizzazione, Nicola Polisseno, snocciolando i primi dati dello studio in corso di sviluppo e analisi del Comitato Tappa di Cassano Magnago. Le presenze complessive ieri nella fascia oraria dalle 8 alle 18 sono state 74.000. Il tempo medio di permanenza è stato 3 ore e mezza. Il picco massimo di presenze contemporanee a Cassano si è registrato nella fascia oraria tra le 16.30 e le 17.30 con 58.000 persone concentrate nei 3 chilometri precedenti l'arrivo della tappa e nell'anello centrale chiuso al traffico veicolare. I dati sull'impatto economico locale e sovracomunale saranno invece resi noti non prima di 3 giorni. Semplice, se puoi aiuta. È quanto ha scritto in una storia su Instagram Thomas Woldetensé, il cestista della Ove John Metis Varese, che vive a Bologna e che si è unito ai volontari che spalano il fango nell'area di Cesena. Il giocatore, nato a Bologna, ha postato ieri, sabato 20 maggio, un paio di foto con addosso la cerata gialla e le galosce inzaccherate di fango e mostrando le macerie accatastate nelle zone allagate.
Apriamo l'ampia pagina di Varese. Iniziativa oggi all'ospedale di Circolo per sensibilizzare la cittadinanza riguardo donazioni degli organi. L'intervista di Barbara Zanetti. Bombaglio, sorella di Lucia, alla quale è intitolato una bellissima iniziativa che si sta svolgendo all'ospedale di Circolo, nella hall dell'ospedale di Circolo, e si intitola Il dono, una scelta che cura. Di che cosa si tratta, Chiara? Si tratta appunto di un'iniziativa dell'ospedale di Varese e AIDO per promuovere il dono degli organi e dei tessuti, è intitolato a Lucia Bombaglio. Durante l'evento ci sarà la premiazione, verranno premiati i primi 3 ragazzi che hanno presentato delle opere e saranno premiati durante la cerimonia. Lucia quando è mancata? Lucia è mancata 3 anni fa, il 29 maggio, quindi tra poco sarà la sua ricorrenza, e io e la mia famiglia abbiamo pensato di fare appunto questo evento per ricordarla insieme appunto all'ospedale. Oggi è la giornata del verde pulito. Anche nella città Giardino i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno operato in vari punti della città. Sentiamo Adriana Morlacchi. Pochi ma buoni i volontari che questa mattina si sono rimboccati le maniche per partecipare alla giornata del verde pulito, iniziativa promossa dalla Regione con lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. Gli amici di Bregazzana hanno concentrato la loro azione sulla via delle Cappelle, raccogliendo migliaia di mozziconi di sigarette. E Coran Varese ha scelto di tirare a lucido il lavatoio di Casbeno, dove a settembre potrebbero essere organizzate delle attività culturali. A Belforte è protagonista il consiglio di quartiere che si è concentrato sul Parco Molina, dove nascosti tra la vegetazione sono stati trovati cartoni di cibo e altri rifiuti. Un'iniziativa che unisce attenzione per l'ambiente e partecipazione attiva dei cittadini, ha spiegato l'assessore alla tutela ambientale Nicoletta San Martino. Serve per sensibilizzare e scoraggiare l'abbandono di rifiuti nelle aree verdi, promuovendo un senso di responsabilità verso la tutela dell'ambiente, che è patrimonio di tutti. Infine la cultura. Oggi al Salone Stense, sempre a Varese, la premiazione dell'edizione 2023 di Ceresio in giallo. Scopriamo com'è andata. Immagini dell'agenzia Blitz. Andrea Fazioli con il giallo Le strade oscure è il vincitore assoluto del concorso letterario internazionale Ceresio in giallo, competizione letteraria riservata a romanzi di genere giallo, thriller, noir e poliziesco, nata da un'idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. La premiazione si è tenuta oggi a Varese in un salone stense affollatissimo. Sul secondo gradino del podio della sezione romanzi editi sale Daniele Bresciani con Testimone la notte, seguito da Barbara Baraldi con Cambiare le ossa e Massimo Tedeschi con Il giardino dei cedri, che hanno chiuso terzi a pari merito. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.